Buongiorno a tutti amici, primo risveglio a Shattiva in montagna. Ieri abbiamo fatto circa mezzanotte, abbiamo occhiato un pochettino e la notte è stata non delle migliori, però è andata. Devo ritirare tutti i piatti di ieri a cena che ha fatto Rita. Grandissima, io non ce l'avrei neanche fatta perché siamo rientrati intorno a mezzanotte in camper per andare a letto e c'erano tutti i piatti da fare e non ne avrei avuto voglia. Lei è davvero grande. Preparo le colazioni, sveglio Davide, gli faccio l'insulina e poi ci facciamo subito una passeggiata. Ci deve essere anche il fiume in piena perché ha piovuto per un mese di fila qua in Spagna, quindi deve essere molto bello. Ieri non l'ho neanche visto, siamo arrivati qui, ci siamo parcheggiati qui e siamo rimasti fermi qui sino a mezzanotte. Buongiorno Dado. Colazione è pronta. Eccoci a passeggio alle 8:15 del mattino. Quanto ci piace svegliarci in questi posti. Questa è una prova che da qui è passato E sono i bastoni di blu. Fiume in piena perché ha piovuto come non mai in questo periodo in Spagna. Che bella la montagna. Bella la montagna, eh? Guarda cosa c'è. Papere. Se riguardate i nostri video precedenti, vedrete che quando eravamo lì, cioè qui, il fiume passava solo da quella parte, mentre qua era tutto terra, era tutta una striscia di terra. Guardate come è adesso. Dopotutto c'era da aspettarselo, ha piovuto 20 giorni di seguito. This one go. Do you wanna let this one go? Quella montagna che vedete di là, che voi probabilmente vedrete solo un'ombra perché c'è il sole, quella è la montagna dove abbiamo scalato l'anno scorso o quando siamo venuti. Abbiamo scalato esattamente in quella parete lì. Comunque non so se scaleremo anche oggi perché Xavi si è fatto male ad una mano, però non lo sappiamo. Vuoi scalare? Vedremo, una passeggiata, scalare uguale, l'importante è che stiamo bene tranquilli e qua si sta bene. E non gli piacciono le coccole, eh? No. Non si muove più. Adesso vi faccio vedere il livello del fiume. Da qua dietro sicuramente si capisce quanta acqua c'è. Un tunnel di canne. E qua bisogna camminare proprio inchinati. E io ci passo benissimo. E beato te, io devo inchinarmi. Vi ricordate che eravamo già venuti? L'anno scorso si poteva andare anche dall'altra parte. Fermo qui. Cioè, guardate quanto è contento Blu di vedere Dado di mattina. Impazzisce appena lo vede. Apparentemente Blu sembra un cane normale. Ma Invece quando io mi è loco. Buongiorno Xavi.
Buongiorno Roberto, come va? Vieni. Ha detto Xavi che ha dormito molto bene dopo una bottiglia di limoncello. Dadito! No! No! Si butta nella pozzanghera. No! Ah, no! A ti! Un patto. Stavamo facendo una passeggiata con Xavi e Blu e abbiamo incrociato Rita in mezzo al bosco. Guardate dove è Rita e guardate cosa ha in mano. Fai vedere, vieni, avvicina. Agli asparagi. Oggi spaghetti agli asparagi? Li conosci? Perfetto. Li hai mai mangiati? Sì. Che bel mazzetto. Bello, Sono proprio belli. Beh, nel frattempo che abbiamo fatto 4 chiacchiere, 2 passi insieme a Xavi, abbiamo anche il nostro mazzolino. Poi Rita ne avrà uno il triplo del mio e quindi anche oggi asparagi in tutti i modi. Adesso ci hanno raggiunto anche Tony e Sandra, li avevamo conosciuti già in passato. Ah, una nuova furgo. Ah, è la vieja, vendita. ¿Ha vendido? Ah, vendita. Un armario, una torre. Ve lo ricordate, Tony? Un saluto. ¿Qué pasa? Bien. Questo è il mazzolino di Rita. Bello, Adesso li mangiamo in tutti i modi. Una tortilla de espárragos. Tortiglia, spaghetti. Ah, pasta de espárragos. Spaghetti. A Davide piace molto. E questo è il mazzetto insieme al mio. Il mio era proprio piccolino. Vabbè, Rita è cintura nera di asparagi. Ce n'è però, per fare qualsiasi cosa. Sì. Tra poco infatti tiro fuori la cucina a benzina, un tavolino e ci facciamo l'entrecôte. Bene, comunque è uscito il sole, stiamo caricando 42 ampere, ci sono 20.1 gradi. Benissimo, adesso 2 chiacchiere e poi organizziamo il pranzo. Pasta con gli asparagi pronta, amici, non vi ho fatto vedere il procedimento perché comunque si soffriggono. Sì, Si fanno appassire, si fanno soffriggere gli asparagi nell'olio e poi si mette la pasta e si fa saltare. Quindi pasta con gli asparagi. Adesso prendo la carne che ho qui, 3 entrecôte e ho già la padella fuori. Mi apri per piacere? Davide, vieni a mangiare, pronto? Buon appetito cuccioletto. C'è la pasta con gli asparagi, ti piace? Buona, eh? Io nel frattempo invece ho la bistecchiera strabollente perché l'ho già accesa 20 minuti fa e mangiamo qua di fronte. Apparecchiamo qui. Ragazzi, abbiamo anche un Black Angus, abbiamo dell'entrecôte normale, Com'è la pasta agli asparagi? Buonissimo. Buona, Noi mangiamo qua fuori, stiamo apparecchiando, ci mangiamo 4 bistecche di Angus perché non ne ho altre e la pasta con gli asparagi. E lui si è fatto un'insalata, prendo una bottiglia di vino e abbiamo tutto. Ci beviamo un buon Sancho Garcés. Sancho Panza. ¿Te gusta Sancho Garcés? ¿De dónde? De la Rioja. La que más nombre tiene, pero no es la más buena, No, ¿eh? La más buena no, pero la primera de España de que subió, sí. Ribera del Duero más caro y más bueno. Me gusta más. En el medio Voy voy a coger la ensalada y tengo un Alicante. poquito de queso y E jamón. dopo, Sí. ahora comemos eso. Ah, Y vale. después con la carne comemos la carne y Ok. verdura. Dame el sumiller. ¿Cómo vivimos, ¿Cómo vives, Roberto? Qué vida de ver. Come vive Roberto. abbastanza bene. Ahí al tu puesto, muy bien, ahí al tu puesto. Cincin e salute a tutti e buona vita, buona vita. No, ni a me este ahorita. Sí, un chorizo va, hostia. Déjate así, Roberto. È buona, Mira, dejar. Tiene el sabor de barbacoa, No. Parece Javi, tenemos en nuestra terraza. gas. Mi amor, eso es gasolina. Ah, Teo, vine. Vine sí. Mira.
Pero lo que pasa es que en Francia Valle a lo mejor es un castillo, ¿sabes? La bodega. Este verano... Come sempre non abbiamo lasciato nulla, è tutto buonissimo, la carne è spettacolare, cotta poco, rossa al centro, queste entrecote sono fantastiche, il Black Angus, Automono y automonos tenemos... pecorino spagnolo, farfalline con gli asparagi, stiamo benissimo amici. Adelgazado, toma. Uno per te. Para, deja cerveza. Uno para Lucy, Yo no quiero el limoncelli. ¿Por qué? limoncello. Limoncelli. Está grabando, ¿no? Graba. Graba que eso se agarra. Graba que eso se agarra. Graba que eso se agarra. Io lo Che quiero il Roberto- limoncello. Yo tampoco, yo lo bebo. Water, water. Questo non è un limoncello, questa è una lavanda gastrica. Algidol. Rita, Sì, ¿quiere? sì, Rita quiere todo. Rita, prende. Sempre, salute, sempre Rita, rinnovando. ¿puedes guardar este en la nevera? Baila, baila. Escucha, esto no es gratis. Eso si lo pones en YouTube no tienes que pagar 200 euros. Il limoncello è finito, il pasto è finito, ma è finito da molto, sono le 5 del pomeriggio. Con Lucy siamo andati a buttare la spazzatura, loro stanno un po' parlando di lavori perché Tony si è comprato il furgone nuovo e deve trasformarlo in un camper. E adesso ci mettiamo a fare il tiramisù fuori all'aperto in mezzo ai monti. E servono le fruste, serve la corrente, quindi la portiamo qua fuori. In questo, insieme a Rita, ci mettiamo a fare il tiramisù. Perché agli spagnoli piace molto, il tiramisù lo adorano e Rita lo fa buono. Xavi ha trovato i biscotti giusti, finalmente, perché non si trovano i savoiardi. Está fuerte, ¿eh? Bueno, escucha, igual. Come vi ho detto, Tony ha un pensiero fisso, deve farsi il furgone, deve lavorare sopra, e quindi adesso va via con Sandra, ma io, Xavi, Rita e Lucy rimaniamo e facciamo il tiramisù. I savoiardi o comunque i biscotti spagnoli, che sono gli unici che troviamo. Il caffè è già pronto, zucchero e latte, perché Rita ha detto che mette anche un po' di latte che le piace di più. Quindi uova, biscotti, caffè, latte, zucchero. Poi Rita cosa serve? Roberto. Cacao, bilancia, colino e teglia. Ci siamo più o meno? Sì, aspetta, un altro contenitore per gli albumi. Il mascarpone. Serve la prolunga che prendiamo da qui e un piatto fondo. Ci siamo messi una ciabatta qui per usare la cucina induzione, quindi da questo sportellino esterno abbiamo la possibilità di attaccare un'altra spina. Ecco qui. Qui abbiamo le fruste. Perfetto. Quante uova, Rita? 4 uova, 4 bianchi. 4 tuorli ¿Ese e es el 4 café? albumi. Mira, dado. Cavallo. 100 di zucchero spaccato. Dai Xavi. No puedes subir, mira. Quindi zucchero, i rossi e poi il mascarpone. Pero antes no te pasaba nunca eso, ¿no? Poi si mette la seconda vaschetta di mascarpone da 500, giusto? 2,50 e 2,50, 500 in tutto. 500 totale. Adesso si montano a neve gli albumi. Chiqui está viniendo, con el café, con birra. Bravo Chiqui.
Prima si mette un piccolo strato di crema sul fondo. All'aeroporto dice Olivier, avere il E quindi questo è l'ultimo strato, L'ultimo vero? strato, sì, poi ci mettiamo il cacao. E tiramisù finito. Cioccolato messo. Adesso lo mettiamo in frigo ed è pronto tra quante ore? 2 orette. No, un'oretta. Rita lavora e Xavi mangia. Sempre, sempre. E adesso è arrivato anche Cicchi, giusto per il tiramisù, Passeggiata enorme. Questa è la seconda, quelli di Lucy, un po' in fiore, un po' in fiore. Togliamo le Però- puntine. È la prima Vero. volta che Lucy la Sì, fa. a me Che belli. sì. Un altro Bene, mazzo, ragazzi. Una di nuovo, frittata una adesso. frittata. Una frittata. Grande Toma. Lucy. Siamo pronti per la cena, o comunque stiamo organizzando di nuovo asparagi, perché Rita ne ha trovato un altro bellissimo mazzo. Sì, Brava, adesso frittata. frittata di asparagi. Polpette in bianco? Polpette in bianco. Per la gioia di Daduz. Adesso riapparecchiamo fuori. Inizio a portare qualcosa. Stiamo ascoltando musica. Non si può filmare con la musica. Adesso spengo la videocamera, vi saluto e a dopo, e riaccendo Amazon Prime. C'è un bel calduccio, quindi ceniamo fuori. Oggi si sta bene, non ci chiudiamo in camera. Sono ancora in pantaloncini, ciabattine e calze come i tedeschi. Peperoni e zucchine, salmone. Oggi di notte la tavolata è questa, amici. 2 belle frittatine di asparagi, verdura, salmone, peperoni, albondigas, polpette in bianco, una bella bottiglia di vino in compagnia, e buon appetito a tutti, amici. Buon appetito. Avete visto la preparazione, Davide ha preso il primo pezzo, come potete vedere. Adesso lo proviamo anche noi, ma avete visto che ci abbiamo messo il cuore, dovrebbe essere molto buono. Sì, Tania l'ha tenuto. E adesso buonanotte a tutti, amici. Stanchi e morti, anche oggi sono le 10 e sembrano le 3 del mattino. Che giornate impegnative. E Rita deve ancora lavare un sacco di piatti come sempre. Siamo abituati. Buonanotte Rita. Secondo risveglio in mezzo ai monti, e Dado sta già studiando, è un bambino disciplinato. Bravo Dado. Ciao. Trascorreremo l'ultima giornata con Xavi, Lucy e Cicchi. I cani sono già tutti in giro, è passato Blu qua sotto. Ci faremo un bel pranzetto e poi andiamo via, torniamo a Cugliera, dobbiamo fare ancora tante cosette. Guardate come le persone, pur di stare in giro, si organizzano. Questa ce l'avevamo anche noi sopra il patrol, è una maggiolina. Guardate che bello, col bambino piccolo. Hola. Buongiorno. Bellissimo. E qua ci sono invece i soliti furgoni, camper. E poi mi hanno detto che qualcuno qua vive anche in maniera pianta stabile. Questa rullottina che c'è qui. Ehi, Blu. Oggi a passeggio con Blu. E anche il cane di Cicchi, che se non sbaglio si chiama Aria. E mi fanno compagnia nella mia passeggiatina mattutina. Questo dovrebbe essere il mirto. E dovrebbe essere quale pianta questa di fronte? Boh.
11:30 del mattino, Xavi, Lucy e Dado e i cani sono andati a fare una passeggiata e io e Cicchi, tranquilli, ci beviamo una birretta con 2 patatine e salute amici. Siamo pronti per un'altra mangiata, praticamente avete visto solo mangiate. Passeggiato 0, scalato 0, mangiato e bevuto. E vabbè, è andata così. No, ma questo è nada. È una mozzarella e un tomate. È buono ahora. Vai Rita. Mettimi, vai tranquillo. Ci sei? Questo è buono, non tomate. Wow! Tutti scalano, noi mangiamo. Todos scalan, nosotros comimos. Nosotros a comer. Vediamo che propone la cantina di Camperado e Tre Nomadi. Ecco, questo è un vino spettacolare spagnolo della Canarie, Valle de Orotava. Questo è vino canario tinto. Con amici si può fare, anzi lo facciamo molto volentieri. Condividere è bellissimo. Roberto, mira. A digiuno? A digiuno anche oggi. Una fideuà. È un piatto tipico valenziano. Sì. Cicchi, Bellissimo. chi ti ha mostrato fare scalare? Della Valle di Orotava ci siamo stati a Tenerife e ci siamo comprati anche un buon vino. Poi abbiamo melanzane e zucchine ripiene. Fideuà. Fideuà. Artesana, esta es artesana. The camping. Fideuà de campo. Buona, Robertito. Sempre buon pranzo, buona cena. Sempre todo. Meglio. Buon vino, buona birra, Buona vita. buona vita. Quindi? Facciamo un brindisi alla Spagna e alle isole Canarie. Esatto. Cin, cin, E, cin. e alla vacazione. E alla vacanza. Salute. 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 Siamo stati bene oggi a tavola, però non avevamo vino. Non tenemos vino. Siamo rimasti senza. Non tenemos vino. Quindi la giornata è andata così. Però vabbè, ci accontentiamo. Un goccio. Exactly. Yeah. Señor camarero, sírveme un poquito de tiramisù, señor David. Adesso siamo arrivati al tiramisù. Abbiamo aperto la seconda bottiglia di vino per il tiramisù. Voglio farlo io. E poi la siesta. Después la siesta. Ciao. Ci vediamo la prossima settimana. Roberto, tenemos venduto casi el generatore, Che ha dicho? Que si de dónde soy, si es de 2 kilovatios y que es silencioso. Ah, bien. Está venduto. Grande. Yo te voy diciendo. Sono felice. Ciao, ciao, Roberto. Xavi, a presto. A preso. Ciao. Bye bye. Ciao Lucy. Buon viaggio. Ciao. Ciao Xavi, sempre responsabile, sempre responsabile. Ciao. Domenica sera è ora di ritirare tutto, lo sto facendo e andiamo a Cugliera. Dormiamo lì, credo, non ne ho voglia di dormire qui anche oggi, così domani mattina mi sveglio e c'ho già il supermercato e posso già lavorare, se non una mattinata la spreco poi per arrivare lì viaggiando. Anche Cicchi sta ritirando, Xavi è andato via. Comunque prima di andare via, prima di salutare questo posto, io e Xavi abbiamo continuato a fare 2 chiacchiere, ma Rita ha fatto un'altra passeggiata. E c'è di nuovo il frutto di quest'altra nuova passeggiata, un altro mazzo enorme di asparagi. In questi giorni ne abbiamo mangiato in tutti i modi e agli spagnoli sono piaciuti molto. Frittelle, frittate, pasta, in tutti i modi. Merito di Dado anche. Ah sì, bravissimo. Bravo Dado. Salutiamo la Cueva Negra. Questo posto ci ha sempre regalato splendide giornate, perché siamo sempre stati in ottima compagnia, ovviamente. A Simat della Valdigna ci siamo caricati 200 litri di acqua, scaricato grigia e cassetta. Adesso andiamo a Cugliera, così ci possiamo fare 3 docce tranquilli e senza problemi di acqua. Rita sta mettendo il tappo, si va via. 22 minuti a Cugliera.
Ce l'abbiamo fatta ragazzi, siamo a Cugliera, parcheggiati, adesso un po' di riposo, docce, una piccola cenetta e dormiamo 12 ore spero, ne ho bisogno. Fatti vedere che bello che sei ogni volta dopo che ti fai le docce, troppo bello. Adesso devo lavarmi anche io, non ho la forza di andare in doccia, 3 giornate molto pesanti. Ci sono 18 gradi fuori ancora, sono le 8:15 di sera. Beh, vado a lavarmi amici, poi cenetta e a riposare, ci vediamo domani. Grazie per essere sempre con noi. Ciao Rita! Ciao. E grazie anche a te per tutte le cose buone che ci hai preparato in questi giorni. Niente.